Sono Maurizio, mi ha chiamato prima. 800 199 100 è il numero verde per chi vuole segnalare casi di caporalato in Veneto, un fenomeno sotterraneo che difficilmente chi lavora in condizioni di sfruttamento denuncia e che in Veneto si intreccia con il tema dell'immigrazione irregolare o si nasconde dietro la forma di finte cooperative di lavoratori. Situazione di caporalato che sembra un fenomeno che interessa il sud, qui a nord-est invece voi state facendo una campagna proprio per sottolinearne la presenza. Certamente sì, perché notiamo anche nella Bassa Padovana, nella Polesine, quindi situazione particolare anche di caporalato, di lavoratori prevalentemente marocchini della Bosnia e lavoratori albanesi. Quindi soprattutto in agricoltura o anche nell'industria? Sì, soprattutto in agricoltura perché vediamo situazioni nella Bassa dove ci sono comunità che vengono sfruttati a loro turno dalla loro stesso connazionale per andare a svolgere attività lavorativa nei campi agricoli. Allora sottopagati con uno stipendio da miseria, talvolta lavoratori che non parlano neanche una lingua in italiana, quindi talvolta che hanno incrementato questa idea in testa che pensano che loro vivano nella loro normalità, quindi situazione molto particolare. Ecco, sono casi o il fenomeno comincia a diventare preoccupante? Allora, il caso sono casi, però stanno crescendo, sono numeri abbastanza consistenti perché se parliamo di una ventina lì nella zona montagnana che devo dire che si sono rivolti presso i nostri uffici, nella zona polesina, quindi una trentina, hanno avuto il coraggio di venire a parlarne personalmente anche con me in ufficio, quindi manca ancora il coraggio di andare a parlarne anche apertamente. Ecco, abbiamo sentito che è una situazione che ancora diciamo si può controllare. Quali sono le azioni che si possono mettere in atto? Noi intanto partiamo da una legge importante che abbiamo conquistato a ottobre 2016 contro il caporalato. Questa è una legge che adesso va conosciuta e vogliamo dar voce a quelle persone attraverso questo numero verde per poter denunciare i casi che abbiamo purtroppo anche in Veneto. Va informato il consumatore, va fatto un patto con la regione, con le associazioni agricole per eliminare un fenomeno che purtroppo sta crescendo anche nel nostro territorio. Nel solo 2017, dati di Veneto Lavoro, a fronte di 32.000 assunzioni di lavoratori italiani, le aziende agricole hanno contrattualizzato 42.500 stranieri e da 10 anni ormai la media degli immigrati sul totale delle assunzioni è sopra il 60%. Nel caso di Verona i soli romeni sono più degli italiani. L'importante oggi è non mettere in discussione questa legge come qualcuno vorrebbe, e poi si possono fare delle azioni a livello territoriale a partire dall'impegno della Regione nel coinvolgimento anche delle parti sociali. Da questo punto di vista c'è un incontro importante già domani in sede regionale dal quale ci aspettiamo una proposta per un patto per la legalità. Ecco, il caporalato in questo momento, la discussione sul caporalato si unisce anche a quella sul lavoro precario, diciamo, e c'è in ipotesi la reintroduzione dei voucher. Voi ovviamente siete contrari, che cosa può succedere? Ma noi riteniamo che le forme contrattuali esistenti nel settore dell'agricoltura siano sufficienti per garantire la stagionalità, la flessibilità del lavoro e anche la copertura reale dei lavoratori dal punto di vista delle loro tutele. L'introduzione dei voucher rischia di essere uno strumento che si dà in mano ai caporali per coprire una parte del lavoro nero che loro gestiscono.